Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, 16:30 di oggi, mercoledì 30 giugno, si chiude dunque giugno 2021 con questa edizione flash del pomeriggio. Apriamo subito con la cronaca per segnalare un incidente stradale che è avvenuto verso le 14:30 di oggi lungo l'autostrada A4 nei pressi dell'uscita di Latisana. Per cause in corso di accertamento, la persona alla guida ha perso il controllo sbandando e capottando poi l'auto. Sono stati gli altri utenti in transito ad allertare immediatamente i soccorsi attraverso il numero d'emergenza 112. Sul posto i sanitari del 118, giunti in ambulanza dal vicino nosocomio, assieme ai vigili del fuoco del locale distaccamento. Vista la gravità del ferito, è stato trasferito quest'ultimo a Udine a bordo dell'eliambulanza, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. E adesso parliamo di un'importante iniziativa, perché sapete che la truffa verso le persone anziane non si ferma mai, anzi l'estate è ancora più prolifica. Allora la Polizia di Stato, insieme ad alcuni attori friulani, ha deciso di lanciare questa campagna spot a favore degli anziani della serie Sempre in Campana. Vediamo il tutto. Suonem alla porta e a chi non conosce io rispondo chi non so in chiesa. Nessun ente al mande so personale a chiasetto per squadi bolettis o domandare in borso. Se tu ti senti in pericolo, tu hai un problema, clama la Polizia di Stato al numero 112. Stare sempre in campana, come è stato sottolineato, dunque raccomandiamo alle persone anziane, quando trovate qualcuno di particolare davanti al campanello di casa, che è sempre meglio prevenire che curare. Un colpo di telefono alle forze dell'ordine non è mai sbagliato. Cambiamo argomento e adesso trattiamo l'attività per quanto riguarda la Polfer in Friuli Venezia Giulia. Sono 664 le persone e relativi bagagli al seguito controllati in 20 scali ferroviari da oltre 80 operatori della Polfer regionale, con l'ausilio a Trieste dell'unità cinofile messe a disposizione dalla Guardia di Finanza del capoluogo giuliano. Questi risultati complessivi della sesta edizione dell'operazione Stazione Sicure 2021, disposta dal Servizio di Polizia Ferroviaria al fine di potenziare le attività di prevenzione dei crimini e il controllo del territorio ferroviario. Nell'ambito dell'operazione, la Polfer di Udine ha ricevuto la denuncia di un quindicenne, cittadino italiano di origine nordafricana, giunto sabato scorso nel capoluogo friulano per visitare il cugino sedicenne. Il giovane straniero, il cugino, passando per il sottopasso pedonale di via Cernaia e scherzando tra loro in lingua araba, hanno incrociato una coppia intenta a scambiarsi reciproche effusioni che improvvisamente, dopo averli seguiti, li ha minacciati con il chiaro intento di farsi consegnare il trolley. Spaventati, i ragazzi si sono dati alla fuga lasciando la valigia nelle mani della coppia di malviventi. Grazie alle veloci indagini svolte dalla Polfer è stato possibile risalire alle generalità dell'aggressore e della sua compagna, un algerino 29enne, clandestino, già oggetto di un provvedimento di espulsione, e di una cittadina ucraina di 24 anni. L'uomo era già noto alla Polfer di Udine, in quanto rintracciato e denunciato in occasione di una delle recenti operazioni eseguite per controllare le presenze indebite presso gli stabili ex dormitorio dismessi delle ferrovie siti in quel di via Giulia.
Presso il suo ultimo giaciglio è stato infatti rinvenuto anche il Troili, oggetto della rapina. La coppia è stata dunque indagata a piede libero per rapina, mentre la valigia, assieme a parte del contenuto, è stata prontamente restituita al legittimo proprietario. Parliamo del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia con i numeri. Oggi su 4.040 tamponi molecolari sono stati rilevati 12 nuovi contagi, di cui 7 migranti richiedenti asilo, 4 a Trieste e 3 a Gorizia, con una percentuale di positività dello 0,30%. Sono inoltre 1.104 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non è stato rilevato alcun caso. Nella giornata odierna non si registrano decessi, non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 8. I decessi complessivamente ammontano a 3.789. I totalmente guariti sono 102.944, i clinicamente guariti 17, quelli in isolamento 184. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.942 persone, tra questi anche da segnalare 1.385 da fuori regione. Infine non si registrano positività tra il personale del sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani. E adesso andiamo a chiudere con una notizia da Monfalcone, tempo tecnico di caricare il file, chiaramente il bello della diretta è anche questo, come si dice in questi casi, perché si controlla sempre, ma poi scappa, come si dice, dal controllo. Sono le 16:36, eccolo qua, eccoci. Allora, dicevo, andiamo a Monfalcone, poi chiudiamo, sarà dedicato all'Art Bonus regionale, l'incontro promosso dal Comune di Monfalcone d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, domani, giovedì 1 luglio, alle 17:30 nella Galleria Comunale d'Arte Contemporanea. Si parlerà di questo strumento volto a supportare e incentivare le erogazioni liberali nell'ambito delle attività culturali e del patrimonio culturale introdotto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ottobre 2019. È rivolto a persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, fondazioni del Friuli Venezia Giulia. L'Art Bonus regionale consiste in una rilevante agevolazione fiscale nella forma del credito d'imposta sulle erogazioni liberali a sostegno dei progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e dei progetti di valorizzazione del patrimonio culturale. Con questo è tutto, grazie come sempre cari amici vicini e lontani per l'attenzione, augurandovi buon pomeriggio. Vi ricordiamo che l'informazione comunque continua attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Chiaramente se ci saranno altre news apriremo come sempre la nostra finestra informativa live. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.